Due studenti sorpresi con la marijuana alle 7:30 del mattino, stupefacente che portavano a scuola. Come aveva preannunciato lo stesso comandante Andrea Gallo, la polizia locale ha dato avvio a controlli mirati per contrastare l'uso dilagante di droghe tra i ragazzi. Incastrati dal fiuto del cane Hitch, i due fermati non hanno tentato di negare. Si sono comportati assolutamente in modo educato, hanno subito ammesso di aver avuto con sé delle modiche sostanze. Naturalmente uno era minorenne, quindi sono stati contattati immediatamente i genitori, il secondo era maggiorenne, quindi lo abbiamo identificato e fatto tutti gli atti per la segnalazione alla prefettura di Treviso. 5 gli uomini messi in campo dalla polizia locale in divisa e in borghese, oltre 1 migliaio i ragazzi controllati dal cane antidroga nei 45 minuti in cui i vigili hanno stazionato a Porta Santi 40. Naturalmente continueremo anche nei prossimi giorni, nelle prossime settimane con controlli in altri istituti. Non escludiamo anche che questi controlli possano essere effettuati all'interno delle scuole, ovviamente con l'autorizzazione dei dirigenti scolastici. Non escludiamo neppure ovviamente la stazione degli autobus, la stazione dei treni. Ecco, quello che volevo sottolineare è che non è un servizio repressivo, soprattutto è un servizio preventivo. Giustamente, come dice il sindaco Conte, la droga va combattuta in tutti i modi e la polizia locale fa sicuramente la sua parte.